Ben ritrovati telespettatori di Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Nuovo anno, nuova puntata di Penalty. Abbiamo già alle nostre spalle le atmosfere natalizie, abbiamo già anche alle nostre spalle soprattutto l'ultima festa, la prima dell'anno, quella dell'Epifania, dove tra l'altro si è giocato perché è ritornata in campo tutta la Serie D. Infatti oggi la nostra puntata sarà principalmente dedicata al campionato nazionale dilettante. Come potete ben vedere, accanto a me ho il pallone ufficiale della Freddoneve, un'azienda sponsor che ci accompagnerà per tutta questa stagione 2020-2021. Pertanto diamo inizio alla nostra puntata, subito il campionato di Serie D. Si è giocata la 10ª giornata, il giorno dell'Epifania, subito i risultati. ACR Messina batte Paternò 1-0, a Biancavilla FC Messina batte Biancavilla 1-0, Gelbison batte Cittanovese 5-1, pareggio tra Aciriale e Rotonda 0-0, Roccella batte Città di Sant'Agata 1-0, Licata Santa Maria Cilento 1-1, Rinviata Marina di Ragusa Castrovillari, vittoria fuori casa del Dattilo 4-1 a Rende ed infine pareggio tra Troina e San Luca. Subito la classifica della 10ª giornata, in testa la CR Messina con 21 punti, FC Messina e Aciriale 20 punti, San Luca 18, Gelbison, Licata, Santa Maria Cilento 16, 14 per il Biancavilla, 13 punti per Paternò, Dattilo e Cittanovese, Castrovillari e Rotonda 12, Roccella 10, Città di Sant'Agata 9 punti ed infine Troina e Marina di Ragusa 5 punti, chiude la classifica il Rende con 2 punti. Da sottolineare il Troina che deve recuperare 3 partite, 2 partite per il Marina di Ragusa, mentre invece deve recuperare solo una partita l'FC Messina, il Santa Maria Cilento ed il Paternò. Poco tempo per recuperare, si ritorna subito in campo domenica con l'11ª giornata, questo è il tabellino. Castrovillari Aciriale, Dattilo Marina di Ragusa, FC Messina Rotonda, Gelbison Licata, Paternò Biancavilla, Santa Maria Cilento ACR Messina, Roccella Cittanovese, San Luca Città di Sant'Agata, Troina Rende. Con questa vittoria 1-0 striminzita contro il Paternò, l'ACR Messina balza al primo posto in contemporanea al pareggio dell'Aciriale in casa contro il Rotonda. Vittoria 1-0 per la squadra di mister Novelli. Guardiamo subito il servizio. Una sconfitta che brucia, quella del Franco Scoglio contro la CR Messina, che carica ancora di più la squadra allenata da Gaetano Catalano, che aveva trovato il pareggio allo scadere con Stefano Majorano, ex di turno, annullato per sospetto fuorigioco che ha fatto arrabbiare parecchio il club rossazzurro. La 10ª giornata del campionato di Serie D conferma un dato. Questo Paternò può lottare e giocarsela contro chiunque senza alcun timore. Lo evidenzia una partita tatticamente perfetta contro la corazzata giallorossa che ha trovato il gol soltanto al 38esimo del secondo tempo. Primi minuti di gioco di marca giallorossa con un tiro di Aliperto dalla distanza che viene deviato in corner. Sugli sviluppi dello stesso il pallone poi colpisce il palo esterno. Vogliono dinamicità gli avanti del Messina che sbattono più volte contro il muro etneo. Al 14esimo sfiora il colpaccio la CR, da pochi passi a botta sicura Ardessi servito da Lomasto, sul quale interviene Cavalli bravo a respingere. Al 21esimo Paternò in avanti, calcio di punizione di Lapiana per Coris che spizzica quando basta per creare un pericolo alla porta difesa da Lai. Al 23esimo, sugli sviluppi di un corner, ghiotta l'occasione per il Messina con Sabatino che di testa colpisce il palo, mentre sulla ribattuta anche Foggia colpisce il palo, ma stavolta in fuorigioco. Al 28esimo arriva il primo cambio per il Paternò, Capitan Truglio da forfait lascia il posto a Gianluca Raia. Al 35esimo ci prova ancora Dessi, ma la difesa rossazzurra si difende con determinazione. Allo scadere del primo tempo sale in cattedra ancora Cavalli tra i migliori in campo. Sabatino cerca Foggia con l'estremo difensore rossazzurro che para. Novelli cerca di smuovere le acque inserendo Cretella e Bollino al posto di Crisci e Arcidiacono, ma perde lo stesso Bollino, ex Bari e Sicula Leonzio per infortunio, dopo appena 3 minuti di gioco, lasciando così il posto alla Vrendi.
All'11° del secondo tempo si rivede in avanti il Paternò con Puglisi che, servito da Calogero Lapiana, cerca il tiro. Al 24° punizione di Aliperta, con la palla che rimane in area di rigore, con la difesa del Paternò che risolve la mischia allontanando il pallone. Al 27° Gioffre mette al centro un pallone per Ciro Foggia che di testa lo manda di poco alto sopra la traversa. Al 32° cambio per il Paternò. Manfred prende il posto di Fabrizio Scapellato. Al 38° Messina in vantaggio con un gol di Cristiani su cross di Lavrendi che approfitta di una leggera fortuita deviazione di Majorano. Al 40° in campo Aureliano per Puglisi. Non si dà per vinto il tecnico catalano, ma galvanizzati dal vantaggio i messinesi cercano il raddoppio, ma prima Cavalli e poi Majorano chiudono ogni varco. Nei 5 minuti di recupero Catalano si gioca la carta Zappalà al posto di Puglisi. Nel finale la Piana, al limite dell'area, lavora un gran pallone che dopo una respinta arriva tra i piedi di Zappalà che prova la girata respinta da Lai sui piedi di Majorano seguito da un difensore che insacca per il pareggio, ma il primo assistente annulla per fuorigioco. Un mancato pareggio che non fa giù ai rossazzurri che adesso pensano già alla sfida del Falcone Borsellino di domenica 10 gennaio contro il Biancavilla. Complimenti alla CR Messina, sentiamo le parole di mister Novelli al termine della partita, così come quelle di Paolo Lomasto. Ma continuo a dirlo ancora, io la classifica non la guardo, alzo gli occhi, vediamo la fine, ho detto e continuo a ripetere, se c'è stato un lavoro di qualità, se c'è stato un lavoro con grande applicazione, con grande interpretazione e con grande intensità, e allora si può aprire gli occhi e abbiamo guadagnato qualcosa. Adesso la classifica può avere dei valori se la alimenti con le prestazioni e col lavoro di qualità. Io ho rispetto dei miei colleghi, no? Nella sua interpretazione rispetto, ma non condivido assolutamente, perché non abbiamo ricevuto un tiro in porta, abbiamo creato 4-5 palle gol, in un'azione abbiamo preso un palo in una traversa e si sono messi sempre dietro la linea della palla, hanno provato a giocare la partita su di noi, abbiamo avuto pazienza e abbiamo trovato il gol, nonostante che abbiamo perso 3 attaccanti esterni. È una squadra che secondo me ha dimostrato, indipendentemente dagli interpreti, di credere in qualcosa. Penso che dire che non abbiamo meritato si tolgono dei meriti, però ognuno è libero di... Il gol l'ho visto, è netto fuorigioco e se andiamo a analizzare quello che abbiamo ricevuto, i rigori contro e su rigori ancora toccati 2 volte e dati per validi e altri aspetti, e allora c'è da recriminare, ma non lo faccio perché penso che parlare degli arbitraggi e poi è difficile correggere gli errori sui nostri giocatori. In rettangolo di gioco si fa fatica a giocare, questo è chiaro, si fa fatica a giocare anche se noi non ci alleniamo, perché nella ripresa ho fatto 28 e 29, l'ho fatto fuori la fascia a bordo campo. Penso che a giocare si debba giocare in campionato, però non dico del campo, io dico che quelli che si sono fatti male sono arrivati con netti falli netti, e abbiamo perso 3 giocatori. Davanti dobbiamo pensare noi adesso che questa è la vittoria che gratifica, se si dà continuità ad altre partite, e di cercare di recuperare i giocatori che si sono fatti male. E oggi è stato uno spirito di squadra di giocare anche per quei 3 che sono usciti, che Bollini è entrato con una grande partecipazione, Arcidiacono provava a stare in campo, aveva difficoltà e adesso aveva una voglia, per questo dico gli altri hanno giocato anche per i 3 e trovano uno spirito di squadra giusto, quello che ci deve sempre appartenere. Non possiamo avere nessuna situazione che ci debba fermare un fattore di crescita. Ripeto, se siamo sazi da queste 4 partite, sappiamo che poi di difficoltà, se vogliamo ridurre le difficoltà sappiamo cosa fare, e anche in situazioni di difficoltà, in situazioni di
faccio esempio come Mazzone, che è un terzino, si è alzato, gli ha spinto tantissimo, vuol dire che la squadra è una rosa valida che possa interpretare al meglio quello che chiedo. Sicuramente dopo le feste natalizie rigiocare non è mai facile, perché comunque devi riprendere il ritmo partita. L'importante è che abbiamo vinto 1-0 e abbiamo portato questa vittoria a casa. Durante gli anni non ho mai visto la classifica, quello che conta adesso è arrivare a giugno primi in classifica. In questo momento al secondo posto in classifica nel girone I del campionato di Serie D troviamo l'FC Messina, che comunque deve recuperare una partita. Mercoledì sbanca Biancavilla e spera in un possibile sorpasso dopo il recupero. Bentrovati con la 10ª giornata del campionato di Serie D. Orazio Raidi di Biancavilla. I padroni di casa affrontano l'FC Messina dopo che nell'ultimo turno, quello del 23 dicembre, la formazione di mister Pitadella è incappata in una sconfitta contro il Castrovilla, ritenuta azzurra per quanto riguarda il Football Club Messina in questa gara. Veste invece il bianco, la formazione padrone di casa del Biancavilla. Possiamo partire allora con il film del primo tempo. Subito Biancavilla con il neoacquisto Iacono che prende gamba sulla destra, riesce a mettere il traversone in mezzo, Ferrante colpisce alto sopra la traversa. All'8° minuto però si sblocca il risultato d'azione di calcio d'angolo, il pallone viene rimesso in mezzo, la zampata di Facundo Coria vale lo 0-1 all'Orazio Raidi di Biancavilla, secondo gol consecutivo per il fantasista argentino dopo quello che aveva sbloccato il risultato contro la Cittanovese. Il numero 10 continua ad essere importante per mister Rigoli, poi rimessa laterale di Ricossa, colpo di testa di Carbonaro, Agnelli all'indietro per Alessandro Marchetti che prende la mira, brivido per Loris Genovese che rimane impassibile sulla linea, il pallone sfiora l'incrocio, poi calcio di punizione affidato ancora al mancino di Facundo Coria che trova in mezzo Marco Garetto, sfiora il gol il centrocampista di Scuola Torino con questo colpo di testa. Dall'altra parte invece si attiva la stella di Max Lucarelli che prova questo mancino deviato in calcio d'angolo. Nessun problema per Francesco Marone, l'estremo difensore del Football Club Messina sarà uno spettatore non pagante all'Orazio Raidi quando c'è ancora un colpo di testa d'azione di calcio d'angolo per la formazione etnea. Dall'altra parte invece Agnelli inventa per Carbonaro, prova con questo destro che proviene un po' strozzato, Genovese riesce a metterci una pezza in calcio d'angolo, un minuto di recupero e poi il duplice fischio. Il direttore di gara manda le due squadre a riposo. 0-1 tra Biancavilla e Football Club Messina. Decide fino a questo momento il gol realizzato nel nuovo minuto da Facundo Coria. Partiamo col film della ripresa, subito FC Messina che vuole chiudere il match, Ricossa fa partire il cross, ancora Marco Garetto rimane per l'ennesima volta fermo sulla linea, Genovese sfiora solamente il gol, sfiora solamente il palo, il numero 80 fuori Ricossa per qualche problema fisico dentro Casella. È il turno anche di Gil e di Palma, attacca l'FC Messina con Bevis, qui va a triangolare alla grande con Paolo Carbonaro, entra la freccia francese, attenzione perché in area di rigore cade, nulla per il direttore di gara ben appostato, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore secondo l'arbitro del match. Attacca ancora però l'FC Messina, vuole il 2-0, il pallone arriva da Agnelli che se lo porta sul destro, lento ma preciso, fa la barba al palo l'ex Foggia. Ultimi minuti di questa partita anche per Lucas D'Ambros al posto di Paolo Carbonaro e poi il triplice fischio FC Messina che va a quota 20 in classifica al secondo posto a -1 dalla CR Messina, con una partita ancora da recuperare contro il Marina di Ragusa e domenica al Francoscoglio. A River Rotonda un cordiale saluto e alla prossima. Complimenti alla squadra di Rigoli, sbancare Biancavilla non è mai facile. Al termine della partita abbiamo sentito mister Orazio Pitadella ed il presidente Giuseppe Furnari. Abbiamo incontrato un'ottima squadra, l'ho detto prima della gara. Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto una buona, onesta partita. Nel secondo tempo siamo stati più confusionari, ma è chiaro che può capitare in una partita complicata come questa. Forse il gol a freddo ci ha un po' demoralizzati, continuiamo ad andare avanti. Incontravamo l'FC Messina che è un'ottima squadra, ben allenata, è inutile attaccarsi alle assenze, noi insomma abbiamo qualche assenza di troppo da parecchio tempo, vedi Asero, vedi Sciacca, vedi lo stesso Rabbeni, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, quindi più di questo non possiamo chiedere. Secondo me se pensiamo di dover fare benissimo andiamo incontro a delle situazioni complicate. Da domani cominceremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con quello che abbiamo, con le nostre qualità, con i nostri difetti, punto e a capo. Devo dire che il primo tempo abbiamo fatto bene, il secondo tempo un po' meno, ci siamo arrivati in maniera diversa rispetto al primo. Abbiamo cercato di tenere il possesso pallo, di giocare
metà campo avversaria, che era l'FC Messina, non era Longobarda. Ripeto, non ho nulla da provare ai ragazzi, andiamo avanti, noi continuiamo a lavorare come sempre e puntiamo sulle nostre cose che abbiamo. Noi abbiamo sempre dal primo giorno cercato di ricostruire un gruppo appunto, di calciatori, di giovani, di ragazzi che amano questa maglia e che lottano nel campo proprio per difendere i colori giallo-blu. Quindi per noi è segno non solo di ricostruire una squadra già diciamo affidabile, ma sicuramente è un segno di coesione, di forza, di un credo appunto nei colori giallo-blu e nella maglia del Biancavilla. Sì, sapevamo oggi che comunque nonostante eravamo in casa dove abbiamo fatto sempre bene, abbiamo sempre vinto, che contro diciamo, l'FC potevamo avere qualche difficoltà, qualche problema, visto e considerato che l'FC come l'altra messinese sono candidati diciamo, alla vittoria predestinata di questo campionato. Abbiamo fatto bene, siamo partiti comunque con ritmi molto alti, poi ovviamente nel secondo tempo i ritmi sono calati. Tengo a sottolineare purtroppo che determinate sviste poi condizionano diciamo, i risultati. Ma i ragazzi sono scesi in campo convinti, voglio dire, di portare a casa il risultato, quindi ho visto determinazione, ho visto anche diciamo, una certa, non dico cattiveria, ma sicuramente hanno contrastato palla su palla. Il primo tempo è stato effettivamente abbastanza duro perché le due squadre ovviamente cercavano di imporre il proprio gioco. Non siamo riusciti a finalizzare, questo forse è l'amarezza che magari rimane rispetto a un episodio eclatante di un rigore non dato per un nettissimo fallo di mano. In picchiata libera la cittanovese di mister Infantino, ennesima sconfitta, questa volta addirittura in casa, 5-1 contro la Gelbison. Sentiamo le interviste post partita. Eh sì, era quasi ora dopo quello che abbiamo passato. Abbiamo perso e pareggiato brutte partite, abbiamo lasciato dei punti brutti sia a Troina che a San Luca, poi a Messina, e adesso viene tutto dalla parte nostra, dai. Siamo contenti così. Dopo la bella vittoria con la Cireale in casa, ora questa altrettanto bella vittoria, abbiamo ritrovato sicuramente il sorriso, forse anche l'equilibrio per andare avanti con una più consapevolezza di quello che possiamo fare in campo. Abbiamo trovato un equilibrio importante per la squadra, adesso sono tutti partecipi, si allenano tutti a 100 all'ora, quelli che stanno fuori entrano e danno il loro, non si tirano indietro, tutti, complimenti a tutti. Complimenti a voi ragazzi, naturalmente condividiamo questa vittoria con tutti, intanto non abbassiamo la guardia perché domenica si torna già in campo. Domenica si torna in campo subito con Licata, che è una partita importante, godiamoci un attimo fino al pullman, poi si pensa a domenica con Licata in casa. Ci godiamo sicuramente questa vittoria come un momento importante, era una vittoria cercata che ci dà un grosso morale. Questa è la squadra che volevamo vedere in campo, siamo tutti contenti, però adesso dobbiamo cambiare marcia e pensare già alla partita con il Licata, perché non c'è neanche il tempo di esultare, che bisogna pensare alla gara successiva. Il campionato è lungo, siamo contenti di quello che abbiamo visto oggi, c'è sempre qualcosina da migliorare come sempre, però l'importante era la vittoria ed è arrivata. Cosa è accaduto in queste ultime due partite rispetto a qualche partita? Credo che i ragazzi hanno trovato la consapevolezza della loro forza e soprattutto sono riusciti a limare quelli che erano i nostri difetti, soprattutto in un campionato così difficile dove l'agonismo è importante. Credo che la squadra ha alzato il livello dell'agonismo e poi vengono fuori comunque i valori tecnici di cui la squadra dispone. Credo che il segreto sia quello, perché in questo campionato senza cattiveria agonistica non si può giocare, può essere chiunque tu sia, ma ci vuole cattiveria. Diceva lei, non possiamo distrarci neanche un secondo, gioire sì, ma essere già proiettati con la giusta concentrazione alla prossima partita. No, assolutamente, l'errore più grande sarebbe proprio quello di
di pensare di aver raggiunto qualcosa. Non abbiamo raggiunto niente, abbiamo vinto una partita come le altre, ne restano ancora tante, non abbiamo neanche il tempo di gioire, come dicevi bene tu, che tra 2 o 3 giorni c'è un'altra partita, quindi si ritorna a casa, si recuperano le energie e si pensa subito alla gara con il Licata. È una Ciriale che non ti aspetti, non sfrutta al massimo il suo turno casalingo e perde la vetta della classifica. Pareggio 0-0 contro il Rotonda. Guardiamo gli highlights. La sconfitta di qualche settimana fa contro la Gelbison non ha sicuramente chiuso il migliore dei modi il 2020 della Ciriale, che oggi torna in campo vogliosa di riprendere il proprio cammino che già l'aveva portata a raccogliere ben 4 vittorie consecutive. Ma chiuso un capitolo se ne apre subito un altro. Infatti la prima gara del nuovo anno, quel 2021, su cui tanti di noi ripongono grandi aspettative ma soprattutto grandi sogni. Quel sogno chiamato Serie C, sfuggitoci dalle mani oramai tanto, troppo tempo fa, e che vogliamo riconquistare quest'anno più che mai. Dallo stadio ACI e Galatea di Acireale, questa è Acireale Rotonda, gara valida per la 10ª giornata di Serie D Girone I. Il fischio che arriva in questo istante, dunque è iniziata Acireale Rotonda con questo rimpallo che poi riesce a servire Boscaglia, che prova il destro, pallone che è terminato largo alla destra di Ruggero. Attenzione, Sparacella anticipato, c'è Silvestri che prova la conclusione, pallone che viene bloccato dalla presa plastica di Polizzi, e dunque al minuto 31 la Acireale colleziona la prima vera opportunità di questa partita. Rizzo prova la battuta al centro, sul secondo palo la smanacciata errata da parte di Polizzi, con il solito Amedeo Silvestri appostato sul secondo palo, che aveva provato a calciare verso la porta, e l'arbitro non lascia battere, anzi chiude il primo tempo, finisce 0-0 la prima frazione di gioco. Si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. Savanarola, il cross al centro, c'è Rizzo che prova il sinistro, Rizzo, pallone che termina fuori, c'è la deviazione, sarà calcio d'angolo. Poi ancora Rossetti che vince il contrasto, si gira, scarica all'indietro verso Buffa, il cross col mancino verso Sparacello, Claudio Sparacello, no, c'è il fallo nei confronti di De Santis, del numero 9 Granata, che aveva arpionato il pallone al centro dell'area di rigore, e col destro. Ma io voglio rivederlo Giorgio. Buffa ha messo un pallone, un cioccolatino dentro l'area di rigore. Il replay intanto, il cross di Buffa, qui vediamo ha fischiato il fallo di Savanarola. Rizzo gira per Mauceri, rilancia in avanti, attenzione alla ricerca di Bianco, Rossetti ne dico, Rossetti il tiro, pallone che termina comodo tra le braccia di Polizzi. Poteva fare di più, non lo so, perché ha arpionato bene il pallone, qui lo vediamo girarsi in un fazzoletto, il tiro ci può stare da quella posizione. Intanto sul rilancio di Polizzi finisce qui, Acireale Rotonda finisce 0-0. C'è tanta amarezza da parte della Ciriale per l'occasione perduta. Guarda, è stata una partita tosta, una partita difficile, ma lo sapevamo, sia per la forza dell'avversario e sia per i problemi che noi nell'ultima settimana abbiamo dovuto gestire, perché purtroppo tra i ragazzi che erano infortunati e quelli che si sono aggiunti per Covid e qualcuno che doveva essere tesserato ma purtroppo non siamo riusciti a tesserarlo prima della gara, oggi eravamo un pochettino limitati anche numericamente, eravamo in 15 oggi. Quindi anche nelle scelte non era facile gestire determinate situazioni, invece la squadra ha risposto benissimo, perché ha risposto palla su palla. Il primo tempo è stato un primo tempo molto equilibrato, privo di emozione, privo di spunti, invece nel secondo tempo secondo me c'è stata solo una squadra in campo che ha giocato nella metà campo avversaria, in tutti i modi ha provato a buttare la palla dentro, in un'occasione l'ha fatto in maniera regolarissima, c'è stato annullato il gol, quindi devo dire solo grazie ai ragazzi, perché io so come hanno lavorato in questi giorni con quelle difficoltà, e quindi in base a alla situazione oggettiva che c'era oggi, i ragazzi vanno solamente applauditi per la prestazione che hanno fatto. Se noi abbiamo battuto 9 calcio d'angoli e loro solo 2, vuol dire che la squadra che ha prodotto più calcio è stata la nostra. Se noi abbiamo fatto
in 15 falli e loro hanno fatto almeno 50, vuol dire che la squadra che ha cercato di giocare, che aveva più la palla eravamo noi, e quella che cercava di interrompere erano sempre gli avversari. Questo è un dato di fatto, i numeri vanno letti anche così. E poi in una partita sporca, ripeto, sì, questa è una partita sporca. Una partita sporca, tu riesci a fare il gol regolare e te lo annullano, la partita cambia. Non mi soffermo sul calcio di rigore o Savonarola, perché l'arbitro può interpretare quel fallo come un semplice contrasto, no, ma un gol che è regolare e va annullato, bisogna sottolinearlo. Oggi si sapeva che erano risultate partite equilibrate, perché si viene dopo 10-15 giorni che non giochi, le squadre si allenano, perdono il ritmo gara e quindi le partite sono equilibrate, e a spostare gli equilibri sono gli episodi vanno anche determinati e noi in un'occasione eravamo stati bravi a determinarli. C'erano poche alternative, perché per andare sulle fasce ci vogliono giocatori di fascia e purtroppo noi oggi, ripeto, numericamente anche nelle scelte, perché tirare fuori qualcuno per mettere dentro un altro devi stare attento negli over, negli under, ma soprattutto nei errori, perché noi oggi in banchina avevamo solo i ragazzi del 2002 e Mattia Rossetti, che ho aspettato a fare la sostituzione, perché da un momento all'altro qualche altro ti può chiedere la sostituzione, perché anche lì se tu fai la sostituzione prima e poi qualcuno ti chiama a cambio diventa difficile gestire la situazione. Quindi oggi io l'ho premesso prima, per come so io che sono andate le cose negli ultimi 7 giorni, la squadra ha fatto una grandissima prestazione, perché noi negli ultimi 7 giorni abbiamo dovuto gestire determinate situazioni che non erano facili da gestire, la squadra poteva anche arrivare un pochettino più scarica, invece la squadra ha risposto benissimo, benissimo, e quindi questo per me è un motivo per andare avanti con fiducia. Un bel pareggio, nel campo della capolista, e c'è il rammarico della squalifica di Michel Ferreira, che oggi, come sta andando la partita, poteva dare una grossa mano, insomma era un'ottima patina che aveva a disposizione, avrebbe avuto a disposizione il mister, e nonché ad Aiemo, che ieri purtroppo ha avuto un risentimento, quindi questo dispiace un po' perché avevamo potuto colpire di più. Abbiamo visto il Rotonda vincere in casa il 23 dicembre contro il Licata, e ora dopo le vacanze in palla la squadra di mister Boncore strappa un punto qui ad Acireale. Certamente non è un periodo negativo, anzi è una squadra che esce dal campo stremata ma che combatte. Ma strappato un punto, comunque abbiamo vinto in casa con la Cireale, Licata, una sconfitta immeritata 1-0, e oggi qua dico, strappato un punto molto molto meritato, una squadra che ha combattuto, se l'è portata a casa e l'ha meritato. C'è stato un po' di proteste sul gol che loro dicono. L'arbitro aveva fischiato qualche secondo prima. L'arbitro purtroppo ha fischiato 3 minuti prima, questo doveva ammonire anche il giocatore che ha messo la palla in rete. In conclusione, l'orgoglio biancoverde, il piccolo centro lucano, qui ad Acireale è stata fatta anche, diciamo, una bella storia di calcio meridionale e non solo, ma si è giocata ad armi pari. Questo credo che sia una soddisfazione in più, perché comunque è un grosso centro, una grande struttura, una grande società organizzata. Io l'avevo detto già da ieri che noi con Rotonda possiamo giocarcela ad armi pari con tutti, oggi l'ha dimostrato, e dico puntiamo già alla prossima Messina, che contiamo di fare quello che abbiamo fatto oggi, di portare magari i punti pure a casa. Ettore, domenica di calcio da Befana, finita, non ha lasciato contenti gli addetti ai lavori e la Cireale. Lo 0-0 insomma dà fastidio per come anche nelle dichiarazioni di Peppe Pagano dopo gara, l'episodio del rigore incide molto, il non gioco di Boncore, ma ognuno espone nel migliore modo la propria idea organizzativa del calcio, 9 calci d'angolo che non hanno sortito effetti, le assenze, il mercato. Siamo a gennaio. Siamo nel momento più bello del calcio, eppure per la Serie D è soltanto, ciao Peppe, per la Serie D è soltanto la 10ª giornata e siamo già stanchi. Quindi penalty, in questo caso il commento di dopo gara è che sarà una sfida molto, molto intensa nel mese di gennaio per le due messinesi e la Cireale. Ma attenzione al San Luca di Cozza. Io l'ho sempre messo fra i primi di questa stagione, di questo girone. Attenzione a San Luca di Cozza. Quindi adesso c'è una settimana delicata, ci saranno le date dei recuperi, inizia il calciomercato, la Cireale presenterà un difensore
ma non è l'unico movimento. Sarà un mondo di tessitori chirurgici che in base al movimento della squadra importante gli altri faranno la contromossa, ma anche dal punto di vista di liberare il giocatore. Il 7 gennaio è la giornata degli svincoli, l'ultima giornata disponibile. L'8 gennaio c'è l'assemblea elettiva del presidente, che diciamo unico candidato, Murgana. Poi dovremmo iniziare realmente, ma gli altri però, sai, quelli dilettanti, quelli dall'eccellenza, perché sai, la Serie D con il Covid si è distaccata dal dilettantismo, dicono, è diventato un campionato nazionale semi-professionistico. Le società stanno lavorando moltissimo, hanno fatto il salto di qualità, su questo non ci sono dubbi. Ci toccherà ancora lo stadio vuoto, noi siamo degli onesti testimoni un po' invidiati in questo periodo, dal Comunale di Cireale, dalla Cigalatea, il Monte vi saluta, 0-0 fra i due allenatori siciliani, da un lato Peppe Pagana, dall'altro Davide Boncore, che non sono riuscito ad agganciare. Caro Davide, ti beccherò. Battuta d'arresto per il Città di Sant'Agata che cade in casa contro il Roccella. Guardiamo il servizio. Allo stadio Biagio Fresina, Città di Sant'Agata e Roccella si affrontano nella 10ª giornata del girone I di Serie D, prima gara del 2021, due squadre a caccia di punti pesanti in chiave salvezza e separate in classifica da due sole lunghezze, 9 punti per i biancoazzurri, 7 per la formazione Amaranto. Città di Sant'Agata privo di due elementi importanti come Favo e Perkovic per squalifica, non c'è nemmeno Nicevic, ma è comunque il Sant'Agata a provarci dopo 8 minuti con il sinistro da parte di Mistretta, che però finisce abbondantemente largo. Insiste ancora la formazione allenata da Pasquale Ferrara, che torna a farsi vedere in area di rigore del Roccella al 19esimo, ancora con Mistretta, ma anche in questa circostanza il suo mancino risulta impreciso. È un buon momento per la formazione locale che cerca la via del gol, ci prova Capitan Cicirello col destro, bloccato centralmente dal portiere commisso. Il Roccella è comunque in partita e si fa vedere al minuto 32 con una conclusione da fuori area di Amato. Il sinistro però del centrocampista Amaranto viene bloccato dal portiere Bruno. Al 41esimo invece il direttore di gara, su indicazioni del secondo assistente Lanzellotto, ferma il gioco per posizione di fuorigioco di Carrozza, che aveva poi messo il pallone in rete. Scappato quindi il pericolo, il Città di Sant'Agata torna a spingere. Al 42esimo il destro di Mistretta chiama ad un super intervento il portiere commisso, che si salva in angolo. Il Città di Sant'Agata ci crede e vuole andare al riposo in vantaggio, ma ancora Mistretta al 44esimo non trova la deviazione vincente. Con le nostre immagini ci spostiamo nel secondo tempo, una ripresa che si apre dopo 5 minuti con la punizione a favore del Roccella, ma che viene bloccata senza problemi dal portiere Bruno. Al secondo tentativo però la formazione allenata da Francesco Galati passa in vantaggio grazie al destro da parte di Carrozza, che raccoglie l'assist di Infusino e con un gran tiro da dentro l'area batte il portiere Bruno, facendo così Città di Sant'Agata 0, Roccella 1. Doccia fredda per la formazione bianco-azzurra, costretta quindi dopo 10 minuti della ripresa a capitolare al gol realizzato dal classe 2000 Carrozza, bravo col destro a battere il portiere santagatese per il numero 11 Amaranto, il terzo centro in campionato. Passano 60 secondi e la situazione per il Città di Sant'Agata si complica ancora di più, perché Alagna, già ammonito, commette fallo beccandosi il secondo giallo dal signor Galazzo, e quindi la via anticipata degli spogliatoi. Città di Sant'Agata di fatto costretto a giocare con l'inferiorità numerica. Il Roccella a questo punto ci crede, prova a sfruttare l'uomo in più, ancora Carrozza col destro chiama agli straordinari il portiere Bruno. Al minuto 30 c'è un episodio in area di rigore del Roccella, vorrebbero il penalty i ragazzi di Pasquale Ferrara, ma il direttore di gara lascia giocare. Nonostante ciò i biancoazzurri non ci stanno, insistono, c'è il cross da parte di Cicirello, la smanacciata provvidenziale del portiere commisso, e poi il Roccella che la potrebbe chiudere con il neoentrato Cuzzille. Il suo sinistro però finisce alto sulla traversa. Nel quinto e ultimo minuto di recupero il Sant'Agata tenta il forcing disperato, il tutto per tutto, ma anche l'ultima occasione, l'ultima punizione
attenzione, non va a buon fine, finisce dunque 1-0 per il Roccella, che centra la sua seconda vittoria esterna del campionato, la terza complessiva, sale in classifica a quota 10, scavalca proprio il Città di Sant'Agata, che rimane a quota 9 e incassa la sua seconda sconfitta casalinga, la quinta complessiva della stagione. A fine partita le parole amare del team manager del Città di Sant'Agata, Amata. Sono 3 punti che abbiamo perso, chiaramente non sfruttando un turno favorevole. Giocavamo in casa contro una squadra che era assolutamente alla nostra portata e che anche i 90 minuti hanno dimostrato questo, ma non siamo stati in grado di imporre il nostro gioco e di metterli sotto. Adesso possiamo solamente raccontare la sconfitta, che non è bella e che non era assolutamente prevista. Pazienza, ci sono altre partite, ci rifaremo. Ma questa non può essere una scusa, cioè noi dobbiamo maturare e crescere da questo punto di vista. Le partite non sono tutte uguali, le prepariamo in un determinato modo, sapevamo benissimo che Roccella sarebbe venuto qui facendo una partita di attesa, aspettando il nostro errore per colpirci, così è stato. Loro sono riusciti a preparare la partita, a fare la partita che hanno preparato, noi no. Di conseguenza dobbiamo capire come poter crescere, come poter fare quel passo in più e di non regalare episodi che poi ti condannano. Roccella ha tirato una sola volta in porta e ha fatto gol, è stata molto, molto brava a chiudere la partita e poi ha controllato il gioco, si è difesa dietro la linea della palla, ha fatto la partita che doveva fare. Complimenti a Roccella, e i demeriti sono i nostri. Non possiamo pensare che dobbiamo caricarci con il blasone degli avversari e quindi aspettare gli organici importanti che arrivano a Sant'Agata per poter esprimere una buona prestazione, ma lo dobbiamo fare sempre, perché una squadra deve essere duttile, una squadra si deve salvare e deve prendere punti dappertutto quando li può prendere. Ma se chiaramente regali minutaggio agli avversari, regali porzioni di campo, non sei preciso nelle posizioni in campo, non riesci a imporre il proprio gioco, commetti errori, chiaramente non è che le squadre sono lì ad aspettare che tu ti riprendi o che ritrovi te stessa. Ti mettono sotto e così è stato, e poi quello che tu riesci a fare è sempre sul nervosismo, sempre sulle seconde palle, che sono sempre palle sporche e che ti fai prendere anche un po' dalla frenesia e non riesci. Oggi abbiamo visto questo tipo di partite, quindi i demeriti sono i nostri. Allora, intanto buonasera a tutti e un buon anno. Sì, diciamo che la partita noi l'avevamo preparata per giocare su tutti i palloni, sapevamo benissimo l'importanza dei punti in palio. Ne è uscita fuori una partita, come ho detto lei, molto maschia, ha giocata benissimo dalle due squadre, dove hanno assolutamente lottato su ogni pallone. Ci è andata bene perché credo che abbiamo creato questa vittoria nel primo tempo, dove non abbiamo concesso molto alla squadra locale, e poi nel secondo tempo abbiamo trovato quel cross sulla sinistra ed è stato bravo Carrozza a chiudere questa palla vagante dentro l'area. Quindi una vittoria importante che ci permette di guardare la classifica con molta più serenità in vista di un altro big match di domenica con il derby che abbiamo in casa alla Cittadinanza. Anche per la squadra di Campanella occasione mancata. Il Licata impatta in casa 1-1 contro il Santa Maria Cilento. Guardiamo il servizio. Prima sfida del 2021 al Dino Liotta contro il Licata per la Polisportiva Santa Maria, che ottiene un punto, portandosi così a quota 16 in classifica. È una rete di Maggio al 90° ad evitare una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della beffa per i cilentani, soprattutto per quanto dimostrato nel secondo tempo.
Il primo acuto del match però dei padroni di casa, con un cross errato di Mazzamuto che si trasforma in una parabola insidiosa per Polverino. La pressione casalinga viene alleggerita dai giallorossi al 13°, con un corner che taglia minacciosamente l'area di rigore delicata. La squadra di mister Esposito prova a sfruttare la corsia di destra con Tandara che al 25° si incugna tra le maglie dei difensori avversari. A spezzare l'equilibrio del match e al 26° Cannavò, il numero 9 Delicata raccoglie di testa un cross di Civilleri dalla sinistra e supera Polverino per il punto dell'1-0. La Polisportiva Santa Maria reagisce attaccando soprattutto sulla corsia di destra, ma la difesa siciliana non concede praticamente nulla. Il Licata tra la mezz'ora e il 35° colleziona un altro paio di tiri, ma senza creare particolari apprensioni a Campanella e compagni. Proteste dei cilentani poco prima dell'intervallo, quando Baglione, già ammonito, frana su Ragosta, ma il direttore di gara decide di non estrarre il secondo giallo. La ripresa è di completa marca giallorossa. Dopo 2 giri di lancette, Bozzaotre, tra i migliori in campo, pennella un traversone per Tandara che sbuca alle spalle dei difensori avversari, senza però riuscire a superare Di Carlo. Monologo a tinte giallorosse, 2 calci di punizione di Maio, si salva ancora il Licata. La Polisportiva attacca ancora al 9° con Ragosta, sbaglia un rigore in movimento. A 2 metri da Di Carlo spara fuori. I padroni di casa si fanno vedere al 28°, unico acuto della ripresa con Catalano, ma il suo tiro piazzato termina fuori. Il copione del match non cambia, Tantara spizza per Maggio, colpo di testa, debole e centrale. Attacca a testa bassa la formazione cilentana, vuole il gol a tutti i costi. Gli arriva al 90° con Maggio. Cross di Vincenzo Romano e il bomber giallorosso, 8° gol in stagione, con la spalla destra devia quella, tanto che basta per far esplodere la panchina giallorossa e regalare il gol del pari. Pareggio meritato per la squadra di mister Esposito per quanto dimostrato soprattutto nel secondo tempo. E dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio e il primo punto del nuovo anno per la Polisportiva Santa Maria. A fine partita 2 pensieri diversi, l'amarezza da parte dei giallo-blu del Licata, mentre invece c'è molta contentezza dal lato del Santa Maria Cilento. Mister, un gol di Maggio al 90° regala un punto prezioso al termine di una gara combattuta che ha fatto esplodere tutta la panchina, abbiamo visto anche lei saltare praticamente in campo. Sì, la gioia a parte per il risultato molto importante. Credo per l'andamento della gara, perché non meritavamo di stare sotto, anzi, a volerla dirla tutta, probabilmente quelli che a fine gara possono recriminare per il risultato siamo noi, ma ci teniamo strettissimo questo punto, conquistato con merito su un campo molto difficile, un campo dove nessuna squadra aveva portato via punti contro una squadra avversaria molto forte, e ripeto, ce lo teniamo stretti perché abbiamo dimostrato, oltre ad essere una squadra forte, una squadra di carattere che ci crede fino alla fine. Mister, soprattutto nella ripresa, una Polisportiva Santa Maria che in alcuni frangenti ha sembrato praticamente surclassare l'avversario, nel senso che era stabilmente nella metà campo delicata, forse trovando il gol un po' prima, tipo con Ragosto, anche in qualche altra occasione. Adesso staremo commentando un altro risultato. Sì, è probabile, però è inutile a quello che sarebbe potuto essere. Ci prendiamo quello che è stato. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che sono entrati. Hanno dimostrato di essere dei giocatori forti e di essere a disposizione ed essere molto integrati in questo gruppo, e questa è la cosa che mi fa più contento. Cosa secondo lei invece nel primo tempo, come dire, non ha funzionato? Perché abbiamo visto una squadra completamente diversa tra i primi 45 minuti e i secondi 45 minuti. In realtà fino al gol loro era stata una partita equilibrata, anzi secondo me anche prima del gol loro avevamo fatto qualcosa di meglio noi. Poi preso gol abbiamo perso un po' le distanze, ci siamo anche un po' aperti e sfilacciati e abbiamo concesso qualche contropiede di troppo, ripeto, a una squadra forte dalle individualità forti. Nel secondo tempo abbiamo ripreso le distanze giuste e, come hai detto tu, penso che siamo stati padroni del campo come territorialità, nel senso che siamo stati perennemente nella metà campo avversaria. Abbiamo concesso, perché chiaramente dovevamo recuperare il risultato, qualche ripartenza, ma siamo stati bravi a gestire il tutto. Mister, per chiudere, se qualcuno aveva ancora qualche dubbio, probabilmente oggi la Polisportiva gliel'ha tolto definitivamente. È una squadra che non è più una sorpresa, ma una realtà di questo campionato. Io spero che continuino ad avere dubbi
e continuino a non considerarci squadra forte. Se mi permetti, volevo fare una dedica a un ragazzo di Nola, a un mio amico che è venuto a mancare nei giorni scorsi. La dedicavo a Peppe. La Polisportiva ricomincia con un punto sul campo del Licata. Non è stata una partita facile, ma il cuore giallorosso alla fine è stato premiato. Sì, hai detto bene, è stato premiato perché comunque la partita non è iniziata nel migliore dei modi, forse eravamo stanchi anche per il viaggio che abbiamo affrontato ieri, però nonostante ciò siamo saliti in cattedra il secondo tempo, abbiamo dimostrato le nostre qualità e veramente abbiamo portato un punto a casa ed è fondamentale. Un punto che fa morale, fa classifica e testimonia che questa squadra non è lì per caso. No, che non siamo lì per caso non l'abbiamo dimostrato oggi, ma l'abbiamo dimostrato già precedentemente. Fa morale sì, perché bisogna non perdere mai. Questo punto diciamo che non è uguale ai 3 punti, però come hai detto tu può far sempre bene al morale, gli allenamenti vanno meglio avanti e veramente possiamo proseguire per la strada come noi vogliamo fare. Fino a quando sei stato in campo sei stato tra i migliori, poi sei uscito per un problemino fisico, ma è tutto ok, insomma nulla di particolare. No, vabbè, solo crampi, ho cercato di dare il mio supporto alla squadra come tutte le domeniche, magari il secondo tempo molto meglio del primo, me ne sono anche reso conto da solo, però continuiamo a lavorare e a dare il massimo. Ennesima partita rinviata in questo girone I del campionato di Serie D. Questo mercoledì non si è giocata Marina di Ragusa Castrovillari, rinviata a data da destinarsi. Mentre invece adesso parliamo della bella vittoria fuori casa della squadra trapanese del Dattilo, che sbanca Rende. Al Marco Lorenzon, Rende e Dattilo aprono il loro 2021, reduci entrambe da 2 sconfitte, il Dattilo in casa tra le mura amiche contro la CR Messina, il Rende in trasferta invece contro il San Luca nel derby, perso per 3-2. Arbitra la partita il signor Flavio Fantozzi della sezione di Civitavecchia, assistenti Spagnolo di Lecce e Desiderato di Barletta, tutto pronto per il fischio iniziale del match, maglia bianco-rossa per i padroni di casa del Rende, in maglia bianco-verde invece gli ospiti del Dattilo. Partiamo col film del primo tempo, bastano 180 secondi per far male al Dattilo col pallone di Lubo destinato sulla destra dove c'è Terranova pensa al cross, aggredisce il primo palo, Manfre che sblocca subito il risultato al Marco Lorenzon, Dattilo in vantaggio, azione perfetta per la formazione di mister Chianetta che mette subito il naso fuori, poi suicidio da parte di Quintiero sul retropassaggio del compagno, arriva il raddoppio del Dattilo, clamorosa la papera però del calciatore di mister Napoli che qui si lamenta addirittura con i difensori, con i compagni, ma tutte le responsabilità sono sul groppone dell'estremo difensore. Parte ancora in velocità il Dattilo quando siamo al 12esimo, la ripartenza, il pallone che viene messo dentro per Terranova che non riesce però a trovare il gol del 3-0, c'è solo la formazione di mister Chianetta in campo che al 13esimo continua a spingere il destro alla distanza, stavolta Quintiero dice di no sul tentativo di Bonfiglio, poi un corner ancora pericolosa, la formazione ospite non riesce ad arrivare sul pallone Terranova. La ripartenza del Dattilo al minuto 38 è letale con il pallone di Bonfiglio che si fa a 80 metri di campo, ancora Bonfiglio mette dentro per Terranova che riceve sull'out mancino, salta in diretta avversario, gonfia la rete per la terza volta in appena 38 minuti. Il Dattilo ha già chiuso il risultato al Marco Lorenzon, ma ci sarà ancora tempo per vedere qualcosa nella prima parte di gara. Prima Locascio, il suo tentativo di tiro cross non trova compagni, al 45esimo mette in ghiaccio il risultato come se ce ne fosse bisogno, ancora una volta Bonfiglio, il numero 10 tra i migliori di mister Chianetta, 4-0 a fine primo tempo al Marco Lorenzon, Dattilo che ha già 3 punti in tasca. Partiamo col film della ripresa, nel frattempo è entrato Di Giuseppe proveniente dalla San Canaldese, prova subito a rendersi pericoloso, colpo di testa alto sopra la traversa, Benny Raci al posto di Terranova per mister Chianetta. Al 56esimo si mette in luce l'ex Giare che riceve il pallone, scarica violentemente verso la porta di Quintiero che però dice di no. Arriva al 65esimo il gol dell'1-4 del Rende che si guadagna un calcio di rigore per questo atterramento in aria. Louzada va a realizzare il secondo gol consecutivo che però non eviterà la sconfitta per i padroni di casa. Di lì a poco infatti il triplice fischio al Marco Lorenzon fa festa il Dattilo che vince e strapazza gli avversari con un netto 4-1. Un cordiale saluto e alla prossima.
Con l'arrivo del nuovo allenatore Beppe Mascara a Troina, il Troina finalmente ritorna in campo. Questa volta pareggia in casa 1-1 contro il San Luca. Comunale di Gaiano Castelferrato, 10° turno del campionato di Serie D, primo del 2021. Il San Luca di Mister Cozza rende visita al Troina del neotecnico Giuseppe Mascara. San Luca reduce dalla vittoria nel derby per 3-2 contro il Rende. Troina che invece deve recuperare ben 3 partite causa Covid e occupa il penultimo posto in classifica. Grazie all'immagine a cura di Enzo Falli, che possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre al terzo di gioco con la prima occasione subito di marca ospite, che vuole dare la propria impronta a questa gara. Infatti l'angolo di Selpa è calibrato per la testa di Greco, che lambisce il palo alla destra degli Olfi. Un minuto più tardi è Leveque che si libera a sinistra, cross preciso per Bruzzaniti, che da pochi passi non riesce a battere a rete. Al 12° ancora San Luca in avanti sugli sviluppi di un piazzato di Selpa, respinge la retroguardia locale, ne approfitta Nagore che calamita se la sfera, prova ad andare col mancino, impegna Aiolfi che deve alzare in corner. Scorriamo fino al 20° quando arriva la timida reazione locale, palla dentro di Figarrotta, mischione in area, prova a risolvere Berti che lamenta anche un possibile calcio di rigore, lascia proseguire il direttore di gara al minuto 28 e Figarrotta che si libera sulla tre quarti premia la sovrapposizione di Berti, il quale serve Balistreri sul versante opposto. Tutto fermo per segnalazione di offside del primo assistente del direttore di gara. Un minuto più tardi palla in verticale per Figarrotta che può penetrare in area di rigore, lascia andare il diagonale, lambisce il palo alla destra di Scuffia. Non accadrà null'altro al Comunale di Gaiano Castelferrato. Sull'ultimo tentativo di corner di Leveque si spegne la prima frazione di gioco, squadra in guadagno gli spogliatoi sul parziale di 0-0. Meglio sin qui il San Luca, ma alla prima occasione si rende pericolosissimo il Troino con l'incornata di Balistreri sull'assist preciso di Berti. Si supera però Scuffia con questo intervento plastico. Al minuto 52 arriva però il primo episodio di questa sfida, infatti le proteste degli ospiti. Leveque mette dentro per Nagore che viene steso in area da Camarà, lascia proseguire il direttore di gara. Forse c'erano gli estremi per una massima punizione, non si perde d'animo il San Luca che al 58° è ancora pericoloso con questo mancino di Selpa a salve, riesce a distendersi alla propria destra Aiolfi. Ribaltamento di fronte, ora a rendersi pericoloso è il Troina con la percussione di Figarrotta, steso giù Balistreri, prosegue l'azione, lascia correre ancora una volta il direttore di gara, forse a compensazione. Arriva il doppio cambio per il San Luca all'ora di gioco, entrano Marchionna e Mammoliti sui 6.000 metri quadri del Comunale di Gaiano Castelferrato. Occhio perché è salito in cattedra Figarrotta, ancora una percussione, palla che attraversa tutta l'area di rigore. Partita ora di ping pong, ancora Selpa prova a caricare il mancino, Selpa lo fa bene, scarta un avversario, il diagonale però bloccato in due tempi da Aiolfi. Al minuto 68 però Greco stende Figarrotta, già ammonito, doccia anticipata per lui, secondo giallo ineccepibile e San Luca costretto a proseguire in inferiorità numerica. Al 70° prova allora a sfruttare la superiorità il Troina. Figarrotta si fa notare la punizione, ma Mbaye non inquadra lo specchio della porta da pochi passi. Minuto 71 esce Marchionna dentro Arcuri, un minuto più tardi si scatena sull'auto mancino Leveque che salta due avversari con una finta, poi fronteggiato da Berti, penetra in area, Leveque mette dentro, Aiolfi sventa la minaccia, si rifarà da poco dopo Leveque, ancora una serpentina, slalom gigante, deviazione di Mbaye e San Luca in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Lo zampino del 24 anche con un pizzico di fortuna ora è in vantaggio la compagine di Mister Cozza. Uscirà al campo proprio Leveque, dentro Giaimo, minuto 88, azione solitaria di Selpa che allarga per Mammoliti, apre troppo il compasso, poteva essere il colpo del KO. Abbandona il campo il Panzer argentino, autore di una partita molto generosa, al suo posto Finocchiaro. Al minuto 91 arriva la doccia fredda perché il corner di Figarrotta imbecca la testa di Berti, battuto Scuffia, la pareggia il Troina di Mister Mascara con la rete del proprio numero 2 su assist del 10, ristabilita la parità del punteggio. Non è finita qui perché il San Luca è mai domo. Mammoliti recupera palla, Mammoliti ci prova con il lobo, Mammoliti Aiolfi si deve superare con questo volo, con questo balzo felino. San Luca ad un passo dal nuovo vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Dal corner che ne consegue però a palla lontana Pezzati colpisce un avversario e si becca il rosso diretto. Termina in 9 uomini il San Luca. Termina anche la sfida tra Troina e San Luca sul corner di Mammoliti, si dividono la posta 1-1. La sfida del Comunale Gaiani Castelferrato è già storia. Un saluto amici appassionati, appuntamento a domenica quando il San Luca ospiterà il Città di Sant'Agata.
Una Serie D che ritornerà in campo domenica 10 e sarà una giornata particolarmente interessante. 2 partite su tutte. Intanto il derby tutto catanese tra Paternò e Biancavilla e poi la difficile trasferta della CR Messina che andrà a far visita al Santa Maria Cilento. Adesso ci fermiamo, c'è un break pubblicitario, tra poco ritorneremo a parlare ancora di calcio dilettantistico. Eccoci rientrati in studio, Sportivi Siciliani, puntata light della nostra trasmissione che generalmente, come tutti ben sanno, va in onda il martedì sera a partire dalle ore 21, ma in via del tutto eccezionale, dato che si è giocato nel mercoledì dell'Epifania il campionato di Serie D, ci è sembrato opportuno proporvi appunto i risultati, le classifiche, i commenti, ma soprattutto le immagini della 10ª giornata del campionato nazionale dilettante. Assieme a me abbiamo sempre il pallone ufficiale della Freddoneve, azienda sponsor partner della nostra trasmissione, e adesso, dato che appunto la nostra è una trasmissione light, quella di oggi, vi salutiamo con un video particolarmente emozionante, perché purtroppo continuiamo ancora ad avere nella nostra mente le immagini del dramma Diego Armando Maradona che ci ha lasciato a novembre.
The football world is in mourning today with the sad news that Diego Maradona has passed away at the age of 60. One of the greatest footballers to ever play the game. His attorney has announced died. he suffered a heart attack. Life story of Diego Maradona and what he is and what he means to people in the football world. It's a name that is unforgettable. There are few incredible players in all history. He's one of them. It was something that made this sport better. What he has done in the world football is incredible, incredible. It's difficult to find a person, a player like love this game more than him in all sense. His commitment on the pitch and with his mates has been what the people say outstanding, and yeah, it's a sad news for the world football, of course. Maradona, obviously he was the greatest of his era, that goes without any questions, but you know, football changes and the way we play changes and tactics changes. You can't compare players from different eras, but definitely Maradona, the way he played, what he brought to football. The man won the World Cup all by himself, you know, in '86, and so the performances and the way he scored that goal against England. There's so much that this guy brought to the world of football. What he did at the time was revolutionary. He really brought a new style, a new way of thinking, and a new way of performing on the pitch. So that was quite something at the time. But to compare it to Lionel Messi now or Pelé back in the day, it's quite unfair to any of the three players. But Maradona is something, and he is, without question, the greatest of his era. Because you knew what he was, and then you see what he was on the field, and you dream of being what Diego Maradona was, and dribbling through people, and scoring those sort of goals in those sort of moments, and carrying your country to a World Cup title, and doing it in the manner in which he did. So that leaves you with an impression that you just cannot do away with. And whatever he became later in life, whatever came after his career was over, even during the latter part of his career, you easily sort of put that aside because you go back to '86. I go back to what he was doing at Napoli, and you just think of the greatness and the genius of a man that was such a contrast and a contradiction. He was genius and he was tragic figure at the same time. He was beloved and he was hated at the same time. He was polarized and he was vulnerable. A man with an opinion and a man who would stand up for himself and stand up for others and stand against others in a manner in which it wasn't popular. It was probably the incorrect thing to do, but it was who he was, and that has some value. It's just this to really separate what Maradona was on the field and off the field, because it's all part of a package that really encapsulates a difficult person to try to figure out both on the field and off the field. È sempre emozionante ritornare a vedere le gesta di Diego Armando Maradona. Ci è sembrato opportuno in questa puntata light della nostra trasmissione ancora una volta proporre le gesta di questo campione che ha lasciato un vuoto indelebile nel mondo del calcio mondiale. La nostra puntata odierna si conclude qui. Noi ritorneremo puntuali martedì a partire dalle ore 21 su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Continueremo a parlare del campionato di Serie D che comunque ritorna in campo domenica, mentre invece non si ha ancora notizia sul ritorno in campo dell'altro lato dei dilettanti, dal campionato di eccellenza sino al campionato di seconda categoria. Vi lasciamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo ed un saluto particolare naturalmente lo rivolgiamo anche a Freddo Neve, azienda partner della nostra trasmissione.